È un piacere prima di tutto per la provincia di Treviso ospitare un così importante convegno qui nel nostro auditorium. Abile al lavoro, progetto di Veneto Lavoro, dove si parla di inclusività, di lavoro, di disabilità. Molta strada la dobbiamo ancora fare, molta ne abbiamo fatta. Giornate come queste sono giornate molto importanti perché aiutano a capire come agire e come fare sinergie assieme per cercare di risolvere quelli che sono i problemi legati al mondo lavorativo e alle persone con disabilità. La provincia di Treviso non ha competenze dirette sulla questione, ma la provincia di Treviso si rende protagonista con tutta una serie di iniziative dove si parla di disabilità e inclusione. Oltre ai concorsi che mettiamo in piedi per le categorie protette, proprio ultimamente abbiamo fatto un importante progetto all'interno degli istituti scolastici superiori dal nome Orizzonte Giovani, dove si parlava di inclusione, di disabilità, di diversità, dove si parlava anche di barriere, come ho detto prima in assemblea, ma non di barriere architettoniche, ma di barriere che abbiamo noi nella nostra testa. E c'è stata una grande partecipazione da parte degli insegnanti e da parte dei giovani, tanto che lo stesso ministro Locatelli ha voluto fare un suo intervento e ci ha ringraziato per l'importante iniziativa che la provincia di Treviso ha saputo portare avanti.